Abbiamo presentato il progetto di formazione professionale, artigianale di ragazzi e ragazze, muratori, falegnami, ragazze per gli hotel, eccetera, così, cuochi, perché cerchiamo di dare un lavoro a questi ragazzi che possono poi in un certo modo arrangiarsi un po' nella vita, mettere sulla famiglia. Già i 20 muratori usciti a giugno hanno tutti un lavoro e tutti un loro piccolo stipendio, così pure le ragazze che sono andate negli hotel. Ritenevo indispensabile cogliere questa opportunità di vedere da vicino una realtà nella quale anche persone che dal Veneto da anni contribuiscono a far crescere. Un paese difficile che però guarda al futuro, che ha il 48% di persone, di abitanti sotto i 18 anni e che in condizioni difficili comunque ha la forza di andare avanti. Questo ci fa riflettere sulla nostra capacità di cooperare, di finanziare questi progetti, di valutare in maniera seria quali criteri ci diamo per finanziare questi progetti. Sollecitare il finanziamento da parte della Giunta, da parte del nostro ufficio della cooperazione internazionale, perché sono progetti che mirano a formare e a istruire i giovani, i ragazzi, gli adolescenti lì in loco, fargli imparare un mestiere per poi trattenerli lì a lavorare sul posto. È credo l'unico metodo per impedire che possano poi attraverso i barconi arrivare qui da noi.